Il consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia per il Veneto Orientale Roberto Spolaor esprime la propria vicinanza e la massima solidarietà al giovane marinaio veneziano aggredito il giorno di Natale mentre, a bordo di un vaporetto per il trasporto passeggeri, stava seguendo la fase di ormeggio. Tali gesti non devono restare impuniti, ha affermato, confidando che il colpevole venga individuato. L'aggressore sembra abbia colpito il marinaio con un forte schiaffo così violento da farlo sanguinare e poi sia subito fuggito. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza contro il personale del trasporto pubblico. Ci si continua a chiedere come garantire la sicurezza del personale di bordo, dei mezzi, sia quelli che viaggiano via acqua che quelli via terra. Non sono passati molti giorni da quando abbiamo assistito a quella che poteva sfociare in un'aggressione contro un autista di Arriva Veneto della linea 80. Si è messo di mezzo alla strada e non ci vuole far ripartire. Grazie, la ringrazio, grazie. Non so, sono i sistemi. Se ti vuoi mettere in parte, se devi mandare la tua. Ma tu ti sei accorto di qualcosa? Ma le cose? Cosa fa? Vediamo. Va via adesso. Deve prendere la targa su qua. Alla pizzeria Scottadeo scopri il gusto delle feste, panettoni artigianali farciti e ricoperti al gustoso cioccolato, alla goduriosa Nutella, al delizioso pistacchio, delizia pura, tutta da condividere. Passa a trovarci o prenota anche al 327 332 4259. Ti aspettiamo alla pizzeria Scottadeo a Borgo San Giovanni.